Poche ore di attesa, Alberto Trentini sarà in Italia, una giornata di festa da Venezia al Veneto per la notizia della liberazione attesa per 423 giorni. La famiglia verso Roma ad aspettare l'arrivo, felicità e commozione per i trentini. Questi mesi hanno lasciato ferite profonde, difficili da guarire. Le prime parole di Alberto: ora posso fumare una sigaretta, l'incredulità tutto improvviso, non sapevamo della caduta di Maduro. Il capo dello Stato chiama mamma Armanda, Giorgia Meloni ringrazia diplomazia e intelligence, il presidente del Veneto lo aspettiamo nella sua città. Omicidio di Mira, oggi il primo incontro con il suo legale da quando è detenuto nel carcere. Per Riccardo Salvagno, il vigile quarantenne, presunto assassino di Sergiu Tarna. Antonio Sbordone, nuovo questore di Venezia, prende il timone, tra le priorità la sicurezza e incontrare Alberto Trentini. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto a partire dalla liberazione di Alberto Trentini. Prima però, come ogni lunedì sera, il sondaggio di Ring che torna puntuale questa sera alle 21 con Ferdinando Avarino in studio. Vi chiediamo: destra liberale, non liberticida, sei d'accordo con Zaia? Se sì, il numero è quello in verde, se no quello in rosso. Sullo sfondo c'è il manifesto politico di Luca Zaia, pubblicato sul Foglio una settimana fa e che ha creato un dibattito senza precedenti e altrettante divisioni sia nella Lega che nel centrodestra, puntando fra l'altro al superamento dei paletti su integrazione degli stranieri, unioni civili e fine vita. E allora vi chiediamo, per l'appunto, destra liberale e non liberticida, siete d'accordo con Luca Zaia? Le linee come sempre sono aperte. Dunque, la liberazione di Alberto Trentini, una giornata speciale, straordinaria per Venezia e non solo Venezia. Questo il racconto di Nicola Zanetti e Lorenzo Maier. Abbiamo subito fatto partire un aereo, rientrerà tra stanotte e domani. Oggi proprio facciamo una messa di ringraziamento per la liberazione di Alberto. Scusatemi. Era un amico di mio figlio, nati nello stesso anno, per cui è una gioia immensa. Campane a festa e voci rotte dall'emozione. Il Lido di Venezia si sveglia così. Le luci del giorno diventano quelle della gioia. Sono passate poco meno di 2 ore dall'annuncio del ministro Antonio Tajani, ore 5 italiane, ore 23 a Caracas, dove Alberto Trentini viene immortalato assieme a Mario Burlò, compagno di prigionia, e all'ambasciatore Umberto De Vito. Maglietta rossa, sguardo di gioia, ma con i segni della sofferenza che ce lo riportano diverso dalle immagini che conosciamo. Libero a 423 giorni da quel 15 novembre 2024, sequestrato mentre si trovava in viaggio per portare aiuti alle popolazioni con disabilità con la sua ONG. In carcere non da detenuto, perché non c'è mai stata un'accusa ufficiale, in carcere come ostaggio. Ora posso fumare una sigaretta, le sue prime parole, poi la telefonata con mamma Armanda e papà Ezio che non hanno mai smesso di lottare, e l'incredulità. È stato tutto così improvviso, inaspettato, non sapevamo nulla della cattura di Maduro. Sono felice, ringrazio l'Italia, ci hanno trattato bene, non ci hanno torturato. Poco dopo il capo dello Stato Sergio Mattarella telefona a mamma Armanda, condividiamo tutti la vostra felicità. Proprio lei, la mamma, assieme ad amici di famiglia, esce in tutta fretta dalla casa e si allontana in auto per raggiungere Roma, dove Alberto arriverà. La famiglia vuole mantenere il silenzio e affida la gioia a un messaggio. Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell'invisibilità, la sua liberazione. Questi mesi di prigionia hanno lasciato in Alberto e in noi che lo amiamo ferite difficilmente guaribili. Adesso avremo bisogno di tempo da trascorrere in intimità per riprenderci. Ci sarà tempo per trovare le parole giuste, per raccontare fatti e accertare responsabilità. Oggi vogliamo solo pace. Grazie. 423 giorni da ostaggio, 12 di attesa spasmodica dall'attacco USA in Venezuela. Dopo Tajani arrivano le parole di Giorgia Meloni. Trentini e Burlò riabbracceranno presto le loro famiglie che in questi mesi hanno sofferto molto, a cui ovviamente vogliamo rinnovare il nostro affetto. Questo risultato è il frutto del lavoro discreto ma efficace portato avanti in questi mesi non solo dal governo ma dalla rete diplomatica, dall'intelligence. Il grazie anche alla presidente reggente Delcy Rodriguez e l'annuncio, un aereo in volo per riportarlo a casa. Casa significa Lido, dove lo striscione sull'abitazione dei Trentini ha scandito 423 giorni di dolore e dove la comunità ha fatto tutt'uno. Per noi qui della comunità di Sant'Antonio è veramente la notizia più bella
dopo un anno di intensa preghiera, veramente intensa preghiera, a cui abbiamo creduto fermamente, nella speranza, nella fede, e finalmente questa bella notizia. L'ho avuto da 7 anni a catechismo, campi estivi, patronato, cioè è cresciuto con noi qua della comunità. Mi sono rallegrato, poi ho avuto l'avviso da Don Renato che sarebbe stata una messa di ringraziamento, eccomi qua. È oggi che facciamo Eucaristia, cioè rendimento di grazie. Questo grazie lo abbiamo atteso per più di un anno e con grande gioia, uniti ad Armanda ed Ezio, diciamo grazie perché finalmente Alberto è libero. Gioia, oggi è il giorno della gioia, veramente. Tutta la comunità siamo stati proprio tanto coinvolti e oggi è proprio un giorno di gratitudine per tutto. Ecco, avevo promesso campane a festa appunto e campane a festa hanno suonato. Certo, e suoneranno ancora quando sarà fisicamente qui in mezzo a noi. Tra i primi a sentire mamma Armanda il patriarca di Venezia, Moraglia. Alberto torna a essere non solo uno di noi, ma con noi e soprattutto un uomo libero. Ho avuto la gioia di poter sentire nelle prime ore della mattinata la mamma Armando. Ho sentito una donna felice, una mamma felice, una mamma commossa, una mamma grata, una mamma che ringraziava e una mamma che sta per incontrare suo figlio. Alberto ci ha insegnato qualcosa, ci ha insegnato come è bello vivere gli affetti umani ed è anche bello fare una comunione che vada al di là di una famiglia. Una città si è mossa, una comunità, una chiesa, una parrocchia. Io ringrazio tutti quelli che si sono spesi e do l'appuntamento ad Alberto per un momento in cui possiamo essere felici insieme, abbracciarci e insieme poter capire quanto è importante la libertà, quanto è importante uno Stato di diritto, quanto è importante che le persone siano riconosciute nella loro dignità, soprattutto quando fanno il bene gratuitamente. La soddisfazione della politica è bipartisan, ma restano delle divergenze sulle modalità della liberazione. Oggi è una bellissima giornata. Alberto Trentini è finalmente libero. Un ringraziamento al governo e un abbraccio ai familiari. Finalmente Alberto potrà tornare nella sua città, nella sua regione e noi lo aspettiamo. La notizia della liberazione di Alberto Trentini viene accolta dalla politica regionale del Veneto con una soddisfazione bipartisan. Il calvario di questo giovane del Lido di Venezia, incarcerato senza accuse formali per oltre un anno a Caracas, è stato seguito passo passo a Palazzo Ferrofini. Per 423 giorni abbiamo dovuto vedere il nostro Alberto Trentini incarcerato ingiustamente senza nessuna motivazione. Quello che è accaduto con la presa di Maduro, il crollo di questa presidenza, la sua deportazione negli Stati Uniti con le accuse che noi abbiamo sentito dire rispetto a quello che ha fatto rispetto al narcotraffico piuttosto che altro, ci ha sicuramente agevolato e accelerato la liberazione di Trentini. Alessio Morosin di Liga Veneta Repubblica però ha presentato in Regione una risoluzione proprio sulle conseguenze delle violazioni del diritto internazionale commesse dagli Stati Uniti in Venezuela. La gioia di questa liberazione non ci deve far perdere così una meditazione, una considerazione sul fatto che Trump ha posto in essere un atto gravemente destabilizzante, pericoloso. La Cina potrebbe adesso trovarsi ampiamente motivata e giustificata nei confronti di Taiwan, legittima perfino Putin che ha compiuto un atto condannato a tutta l'Unione Europea e che è intervenuto con un'azione di polizia mirata. Come Morosin, a parlare sono soprattutto i consiglieri regionali eletti nella città metropolitana di Venezia, a partire da Monica Sambo e Laura Besio, concittadine di Alberto Stefani, che hanno vissuto gran parte della vicenda
dal Consiglio Comunale di Venezia. Venezia è sempre stata accanto ad Alberto Trentini. Proprio l'altro giorno c'è stata una mobilitazione di fronte al municipio di Mestre per chiedere con forza la liberazione, ma in questi mesi da tutto il territorio ci sono stati tantissimi momenti di manifestazione pubblica e in particolare ovviamente anche dal suo lido e in particolare dalla sua famiglia. La voce soprattutto dei familiari si è sempre fatta sentire, voce, speranza, fede e fiducia, ma anche le istituzioni. A volte per un genitore è difficile comprendere alcuni silenzi, ma questi silenzi da parte delle istituzioni locali sono fondamentali per costruire dei solidi rapporti e da avere dei risultati come questo. Una volta esauriti i festeggiamenti per il rientro di Alberto, già si prospetta però una riflessione più ampia sui rischi che corrono i nostri corregionali partecipando ad iniziative pur meritorie in contesti internazionali poco sicuri. Non è il primo caso che non si capisce quello che avviene dall'altra parte del mondo. Abbiamo visto da così a peggio, come il caso Regeni ad esempio. Quindi credo che dovremmo porci una grande riflessione su quanto garantiti siamo nel diritto internazionale quando andiamo come italiani in giro per il mondo. Così la politica, ma sullo sfondo c'è una città in festa. La liberazione di Alberto Trentini è una notizia che riempie di sollievo e di gioia tutta Venezia. Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro diplomatico serio, costante e silenzioso, portato avanti con determinazione dalle istituzioni italiane ai massimi livelli. Parole del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, cui seguono quelle della deputata veneziana Martina Semenzato. Ritorno frutto di un lavoro serio, puntuale, discreto che è stato fatto dal nostro governo, dalla rete diplomatica e dalla nostra intelligence, quindi un benvenuto a casa ad Alberto. Ti aspettiamo Alberto, davvero una grande notizia quella della sua liberazione, lo vogliamo abbracciare qui a Venezia molto presto con la sua famiglia, con la sua comunità. Per troppo tempo Alberto è stato in prigionia in Venezuela e non vediamo l'ora di riabbracciarlo qui a Venezia. Dopo un'attesa lunga e dolorosa, condivisa da un'intera città, rimasta col fiato sospeso fino alla notizia della liberazione del cooperante veneziano, le manifestazioni di affetto e felicità si susseguono e si moltiplicano da parte di tutta la giunta comunale veneziana. In questi giorni la svolta, ho parlato direttamente con il ministro Tajani e l'ho ringraziato della sua opera che dura da mesi di appunto diplomazia nei confronti del Venezuela. Vicenda che fortunatamente si chiude con un sospiro di sollievo e con l'abbraccio ideale di tutta la città di Venezia. Siamo molto riconoscenti verso coloro i quali hanno lavorato al suo rilascio. Ora continua l'impegno, anche come Partito Democratico, per chiedere chiarezza sulle responsabilità di quello che è successo, ma soprattutto devono continuare gli sforzi per chiedere la liberazione degli altri detenuti italiani e per il rispetto dei diritti umani. Veniamo al delitto di Sergiu Utarna, primo incontro in carcere per il vigile urbano quarantenne sospettato di essere il killer. Ogni giorno che passa si acquista consapevolezza rispetto ad una certa situazione, quindi è ovvio che la preoccupazione è tanta, le incognite rispetto alle indagini e al processo sono molte, legittime anche da parte dell'indagato ovviamente, quindi diciamo è stato più un incontro funzionale a chiarire a lui quelli che saranno i prossimi passi che faremo. Primo incontro con il suo legale da quando è detenuto nel carcere veronese, sotto stretta sorveglianza sia per evitare il contatto con gli altri detenuti sia per il timore che possa compiere gesti di autolesionismo. Per Riccardo Salvagno, il vigile quarantenne, presunto assassino di Sergiu Utarna. Intanto gli investigatori continuano a cercare l'arma del delitto, i bossoli con sopralluoghi anche tornando sul luogo del delitto con metal detector e non solo, e il complice di Salvagno ancora irreperibile. Quel che è certo è che ci fosse un'altra persona con lui, ma non è sicuro che si tratti dell'albanese, l'unico che manca l'appello nella cerchia delle frequentazioni del quarantenne arrestato. A chi ha cercato di contattarlo non risponde, ma aveva mandato un messaggio scrivendo: «Sto andando in Albania, sarò via
per un po', non cercatemi. E poi la fuga oltre confine, compatibile con le registrazioni del Targa System di Gorizia. Alle 7:41 del 31 dicembre, 5 ore dopo l'omicidio, inquadra l'auto del vigile, passaggio che si suppone possa essere servito a scaricare il complice alla frontiera. Potrebbe essere passato attraverso il Friuli con ultime segnalazioni a Gorizia prima di arrivare in Slovenia o in Spagna. Ma la ricerca degli investigatori è a 360 gradi. Molti ancora evidenzia il legale di Salvagno, i punti da chiarire. Lui ha un ricordo assolutamente vago delle fasi di alcuni momenti della vicenda, tra cui quella che poi ha portato alla morte di questo povero ragazzo. Ribadisco, l'indagato non ha mai, sottolineo, mai detto di aver esploso un colpo d'arma da fuoco, quindi le ragioni dell'incontro, alcune indicazioni che ho ricevuto su cui bisognerà lavorare. Alcuni dettagli però li avrebbe forniti. Lui ha fornito dei dettagli rispetto al rinvenimento dell'autovettura che mi dicono essere stata trovata, ha fornito indicazioni rispetto al luogo di possibile ritrovamento dell'arma, quello è un po' più complicato secondo me. Dopodiché rispetto alla persona o ad altre persone coinvolte, su quello, come ho già detto, preferisco non dare nessun tipo di indicazione. Intanto si cerca il video hot che riprenderebbe Salvagno con un trans possibile movente, ma di cui non ci sarebbe traccia nei 2 cellulari della vittima. L'attesa ora è nel nuovo interrogatorio che potrebbe essere fissato in settimana. Era stata ventilata la possibilità di un nuovo interrogatorio che al momento, ad oggi, non è stato ancora fissato. Da oggi Venezia, il suo nuovo questore Antonio Sbordone ha incontrato la stampa. Per me è un ritorno, sono molto contento. La prima impressione è assolutamente positiva per quanto riguarda la questura, la polizia. Mi sembra un gruppo ben armonico, armonioso, omogeneo, che è stato ben guidato fino adesso e quindi proverò a dare il mio contributo. Da oggi Antonio Sbordone assume il comando della questura di Venezia al posto di Gaetano Bonaccorso, che invece si trova a Bologna a ricoprire il suo incarico. Tra le priorità per garantire sicurezza, l'ascolto a tutto campo, cittadinanza compresa. Abbiamo delle comunità esigenti, giustamente esigenti, che percepiscono la sicurezza come un valore assoluto tra i primari, e ho aggiunto anche la serenità come un valore importante. Qualora percepiamo che questa sensazione di sicurezza e di serenità non c'è, dobbiamo sforzarci di fare del nostro meglio. Massima attenzione a determinate situazioni, da Via Piave ai borseggi. So bene che c'è una questione borseggi a Venezia in centro, e invece la questione di Mestre, di Via Piave, dell'area della stazione, anche se credo che sia un po' migliorata rispetto al passato da quello che mi hanno raccontato, ma continua a essere un problema, e se voi lo dite vuol dire che è un problema. Il questore si è anche espresso sul ritorno di Alberto Trentini. Sarei onorato di poterlo incontrare, vediamo. Ritorniamo alla politica, importante giro di nomine a Palazzo Ferrofini. 5 presidenti alla maggioranza, 1 all'opposizione, 5 vicepresidenti all'opposizione, 1 alla maggioranza. Con questo quadro speculare il Consiglio regionale del Veneto ha eletto i vertici delle commissioni consiliari permanenti, passaggio fondamentale per il pieno funzionamento della macchina amministrativa. A Palazzo Ferrofini è stato un autentico tour de force, con le 6 commissioni riunite nell'arco di una mattina, spesso in contemporanea, in un clima che il presidente del Consiglio Zaia ha definito di collaborazione e di efficienza. La prima commissione, bilancio e
invece programmazione regionale sarà presieduta dall'ex vice sindaco leghista di Venezia Andrea Tomaello del gruppo Stefani Presidente. Qui si gioca una partita fondamentale perché la regione è in bilancio provvisorio. C'è tempo fino ad aprile per approvare il bilancio, però insomma dovremmo correre perché il tempo non è mai abbastanza. La discussione insomma tra tutte le forze politiche è abbastanza sostanziosa già adesso, ancora prima che il bilancio approdi in Consiglio, ma insomma speriamo che dialogando, parlando si possa fare un bel lavoro. Se Andrea Tomaello è un esordiente, la leghista Elisa De Berti presiederà nella seconda commissione diverse materie che ha trattato da assessore. Ho fatto l'assessore alle infrastrutture, trasporti e lavori pubblici per 10 anni come presidente della seconda commissione. Mi occuperò di infrastrutture, trasporti e lavori pubblici, ma non solo, perché comunque avrò anche l'ambiente, la difesa del suolo, ci sarà tutta la parte dell'urbanistica e anche la parte dell'energia. Una nuova esperienza. Stesso discorso per Roberto Mercato, presidente della terza commissione, agricoltura, pesca e soprattutto economia, in un anno in cui, secondo l'ufficio studi della CGA, il Veneto perderà il primato di locomotiva economica italiana. Non è che perché un anno un'altra regione fa lo 0, più del Veneto si può parlare di cataclisma economico. Non è assolutamente così. Per tanti anni noi siamo stati lo 0, in più di altre regioni, adesso siamo lo 0, in meno, ma continuiamo ad essere lì. Per la maggioranza completano il quadro Manuela Lanzarin, presidente della quinta commissione, politiche sociosanitarie, e unico non leghista Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia, istruzione, formazione, lavoro, ricerca, cultura, turismo e sport. A Giampaolo Trevisi del Partito Democratico Veneto, infine, la quarta commissione, valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità. Quello che ho detto a tutti è che credo che su certi temi, soprattutto la legalità, promozione della legalità, dovrebbe esserci la massima trasversalità. Non è una cosa di destra o di sinistra, ma è una cosa che riguarda tutti, e se dobbiamo lavorare per il bene del Consiglio regionale e di tutti i cittadini veneti dobbiamo impegnarci tutti allo stesso modo. Da Venezia è tutto, buon proseguimento.